Il vento invece è un tema che preoccupa sempre, infatti colgo anche l'occasione di questa possibilità che mi date per avvisare un po', insomma, tutti i nostri cittadini, dicendogli di stare attenti fino alle 8-9 di sera, dove ci sarà, insomma, la tensione massima a livello di vento. Lignano è una città verde, è una città strapiena di alberi e quindi, insomma, se non è necessario andare in giro per fare delle commissioni, è meglio starsene a casa, perché è evidente che le alberature possono sempre cadere e schiantare in qualsiasi momento. Il ricordo dell'incredibile alluvione di mercoledì 10 settembre a Lignano è ancora fresco, con i danni che erano stati ingenti, caduta di alberi, strade allagate e il camping Pino Mare di Riviera completamente sott'acqua. Immagini che solo a rivederle mettono impressione. Vi avevamo raccontato secondo per secondo tutto quello che era accaduto. Adesso, con la nuova allerta meteo lanciata dalla Protezione Civile, le antenne tornano a drizzarsi per il maltempo che tutti sperano non abbia quella forza devastatrice di un mese e mezzo fa. In teoria la situazione dovrebbe essere più tranquilla, sono però previste forti mareggiate con vento di scirocco che, soffiando, dà ulteriore forza e spinta al mare. La preoccupazione non è quindi dovuta più di tanto alle piogge, ma come detto ai venti, in particolare alla loro forza, che potrebbe creare altre problematiche sia sulla costa, con l'alta marea prevista per la notte alle ore 23:30, sia in città, come per esempio la caduta di alcuni alberi. Per il resto la speranza è che in generale la situazione sia più tranquilla. Allora, per Lignano questo è un periodo, insomma, dove il scirocco e l'ibeccio sono la normalità da sempre. Oggi siamo abbastanza fortunati perché non ci saranno detriti importanti da tutta l'area fluviale del tagliamento, e quindi diciamo così che la parte di maggior preoccupazione è dettata dal vento. La piovosità stimata dovrebbe essere abbastanza lieve, si parla tra i 20 e i 40 mm di pioggia, quindi nulla di che. Per quanto concerne il litorale, come detto, la mareggiata potrebbe alzare la marea soprattutto nella notte, in particolare alle 23:30, ma non sono previste grandi preoccupazioni, ecco perché soltanto nella successiva mattinata si potranno effettivamente valutare eventuali danni. Chiaramente domani mattina si apre un po' il ragionamento come dopo ogni mareggiata, quindi andremo a fare i sopralluoghi per evidentemente mettere al corrente la regione di eventuali danni.